Mission dell'ospedale di Sestri Levante sarà l'indirizzo riabilitativo. Il piano di riorganizzazione dell'ASL 4 prevede il concentramento di alcuni reparti e lo spostamento di altri. A parlarne è la direttrice Bruna Rebagliati a margine della conferenza dei sindaci. Sestri Levante, spiega, mantiene la connotazione di ospedale con una medicina per acuti, capace di dare una risposta a tutta l'area oncologica dell'azienda. I pazienti oncologici che necessiteranno di un ricovero per acuti non dovranno andare al pronto soccorso e quindi esporsi anche a rischi diversi, trattandosi di persone con sistema immunitario in difficoltà, ma avranno la possibilità di ricoverarsi in una medicina che avrà un indirizzo ematologico, oncologico e pneumologico che è gestita dai professionisti specialisti della loro patologia. Rebagliati spiega poi che a Sestri Levante saranno potenziati la neurochirurgia infantile e il consultorio, vista l'elevata richiesta di spazi aggiuntivi. Sarà concentrata l'attività delle cure intermedie e la riabilitazione motoria con l'aggiunta di posti letto e l'oncologia che avrà un servizio a 360 gradi. Abbiamo individuato uno spostamento dell'area chirurgica ad alta complessità nell'ospedale di Ravagna perché è necessaria, perché l'alta complessità va fatta dove c'è una rianimazione, e abbiamo concentrato l'attività a media complessità nell'ospedale di Rapallo perché è lì dove abbiamo il nostro blocco migliore, il nostro blocco di eccellenza, e dove ci sono maggiori garanzie di operare nel modo migliore. Quindi la chirurgia che si svolgerà a Sestri Levante sarà una chirurgia a bassa complessità e in particolare andremo a realizzare ex novo, perché ristruttureremo completamente il blocco operatorio con gli standard della chirurgia ambulatoriale. Per Rebagliati, l'ospedale di Sestri Levante manterrà l'attività dermatologica, sarà attivata la parte relativa allo screening oncologico con la senologia diagnostica e la terapia del dolore. La questione dei piani non utilizzati, se ne è parlato anche con un'interrogazione in regione, lì la situazione com'è? Tutti i piani verranno utilizzati e in questo momento noi avremo bisogno di qualcosa in più.